Torna il servizio di autobus notturno a chiamata che era stato attivato prima del Covid ma che proprio a causa della pandemia era caduto in disuso. Ora si chiama Quibus. Da lunedì 20 novembre il servizio sarà disponibile tramite l'app Quibus Veneto. Tramite un'app sarà possibile chiamare il servizio bus quest'app darà delle possibilità di fermata, si va alla fermata, l'autobus arriva e porterà a destinazione. Si effettua su prenotazione, il costo è di 50 centesimi, è un costo ovviamente promozionale in quanto il restante biglietto è pagato dal comune che torna a investire sul trasporto pubblico che è fondamentale per una città come Padova, anche quello notturno. Insieme a Bus Italia Veneto è stata avviata la campagna di promozione per rilanciare un servizio che vuole agevolare il trasporto notturno, garantendo una sorta di taxi condiviso ai padovani, ai turisti e soprattutto ai tanti studenti che animano la vita notturna in città. La tariffa promozionale di 50 centesimi a corsa sarà attiva dal 20 novembre, sarà valida fino ad esaurimento fondi e in ogni caso entro il giugno del 2025.